Scattano stasera e proseguiranno fino a lunedì i controlli straordinari delle forze dell'ordine per Ferragosto, Lignano sorvegliata speciale, ma attenzione anche alle città che si svuotano per le ferie e agli eccessi della Movida. Maxi furto alla Mabi, azienda di San Daniele del Friuli, bottino da 400.000 euro. Un comando di ladri blocca l'accesso alle vie riempiendo di chiodi l'asfalto e sfonda il cancello d'ingresso, le borse si trovavano in un cavò. La dirigente dell'Istituto Solari di Tolmezzo resta al suo posto. Per la Mecchia era stato chiesto trasferimento per le norme anticorruzione. L'ufficio scolastico regionale fa un passo indietro, per la preside anche una petizione. 20 ragazzi del centro estivo Tomadini hanno ripopolato il piccolo paese di Prossenicco nel comune di Taipana, dove resistono 12 anziani in una sola attività. L'appello degli organizzatori: non dobbiamo far morire queste comunità. Esordio di lusso per l'Udinese, che inaugurerà la Serie A contro il Milan in una San Siro tutta esaurita. Sottile, voglio un udinese protagonista, al via i programmi sportivi di Telefriuli lunedì bianconero in diretta da Lignano. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Come avete sentito quindi dai titoli, controlli serrati in vista del Ferragosto per garantire la sicurezza. Le prime macchine della Polizia di Stato che sorveglieranno la città e che andranno a rinforzare il commissariato di Lignano stanno partendo proprio adesso dalla questura di Udine e allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Alberto Commisso. A te Alberto. Buonasera Davide e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai proprio ragione, ore 19 parte l'operazione Ferragosto Sicuro e ci sono proprio 6 macchine della Polizia di Stato. Noi ci troviamo nel cuore di Udine, nei pressi della questura, che stanno per partire. Tra poco le potrete anche vedere grazie al nostro operatore Paolo Bassi. 2 sono le volanti che assicurano il servizio regolare in città. 2 arrivano da reparto prevenzione crimine di Bologna e altri 2 equipaggi invece andranno a rafforzare di fatto il commissariato di Lignano, dove questa sera comincerà una maratona di eventi, tra i quali il concerto di Irene Grandi. L'aveva detto chiaramente nel giorno del suo insediamento il questore della città di Udine, Alfredo D'Agostino, che sarebbero ovviamente partiti dei controlli serrati per il Ferragosto. Intanto che vedete le volanti che stanno partendo, le prime sono le volanti della questura di Udine, poi ci sono i reparti quelli speciali assegnati di fatto alla questura di Udine ma che arrivano da Bologna, e poi ci sono gli altri mezzi che invece saranno diretti a Lignano. L'itinerario è semplicissimo, arrivano a Piazzale Duodo, poi alcuni proseguiranno verso Viale Venezia, altri invece raggiungeranno di fatto la città che sarà sicura, così come Lignano. Sarà sicuramente un Ferragosto sicuro, ma soprattutto un Ferragosto che sarà all'insegna comunque delle iniziative in sicurezza. Il tutto è stato coordinato con un briefing giornaliero e da parte del dottor Francesco Leo, che lo ricordiamo è responsabile delle volanti, soprattutto anche portavoce della questura di Udine. Qual è la mappa però? I controlli, le finalità o altro? La vediamo in questo servizio, quindi Davide io ti ricedo la linea e scopriamo assieme effettivamente l'efficacia e come sarà il Ferragosto all'insegna della sicurezza in Friuli Venezia Giulia. La parola d'ordine è sicurezza, garantirla sia in città che nelle località balneari, in particolare Lignano, dove per Ferragosto, complice l'organizzazione di una serie di iniziative, da questa sera e sino a lunedì è previsto un afflusso straordinario di turisti. Come predisposto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal viceprefetto Giovanni Maria Leo, alle forze dell'ordine sarà chiesto un impegno straordinario sul territorio e saranno straordinari anche i controlli che il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha predisposto con pattuglie della polizia, in particolare quelle del reparto anticrimine di Padova. In campo, oltre agli agenti della questura, personale della polizia stradale della Polfer, con i carabinieri e la guardia di finanza, supporto garantito dalla polizia locale, che per quanto riguarda Udine sarà impegnata nei controlli in città. L'attenzione sarà focalizzata in particolare sulle località di mare, ma non per questo verrà meno, come ha garantito lo stesso questore, la vigilanza su Udine. C'è il rischio infatti che le abitazioni lasciate vuote da chi è partito per le ferie possano diventare facile bersaglio dei malviventi. Contro la movida violenta e gli eccessi da consumo di alcolici, D'Agostino ha garantito un servizio
straordinario a Lignano, a Sabbiadoro ma pure a Pineta, luogo frequentato soprattutto dai giovani. Posti di controllo con tanto di agenti militari dotati di etilometro saranno predisposti anche lungo le principali strade che portano alla cittadina balneare. Sorvegliata speciale pure la rete autostradale, dove proprio per Ferragosto è previsto un traffico da bollino rosso. Un monitoraggio costante sarà dedicato in particolare agli svincoli di Latisana e Tarvisio per un weekend di divertimento e gite fuori porta, ma nel limite del possibile in sicurezza. E ora veniamo al maxi colpo alla Mabi di San Daniele del Friuli. Rubate 800 borse di marca per un bottino di 400.000 euro. Un colpo in stile paramilitare studiato nei minimi dettagli. Sentiamo. Un maxi colpo in stile paramilitare. Alla Mabi, azienda che produce borse e pelletteria di San Daniele del Friuli, sono stati rubati 800 pezzi di grandi marche nella notte di giovedì. 400.000 euro il bottino del comando di malviventi che hanno agito in meno di 5 minuti. Hanno infatti bloccato le strade laterali e sparso sull'asfalto i chiodi affinché potessero intervenire in maniera indisturbata. Con un furgone hanno sfondato il cancello d'ingresso e poi la porta laterale del magazzino. Hanno quindi depredato il cavò prima che riuscissero ad arrivare le guardie giurate del Corpo Vigili Notturni. Elementi che fanno supporre di come il piano fosse stato studiato a tavolino, magari con l'aiuto di un basista. Si tratta del secondo furto messo a segno nell'ultimo anno e mezzo, a cui si somma un terzo non riuscito. Io psicologicamente mi sento molto male perché evidentemente un furto del genere che si è ripetuto con la stessa tecnica, anche se avevamo cercato di rinforzare sia i portoni sia un po' tutta la vigilanza, però purtroppo sta succedendo che siamo presi di mira e in un anno e mezzo abbiamo già avuto il terzo furto. Adesso stiamo pensando, sicuramente cercheremo di adottare dei sistemi che ci permettono di essere più sicuri, soprattutto perché veramente sta diventando impossibile vivere in questa maniera. Il kebab di via Battistige a Udine, parliamo di Borgo Stazione, era un paravento per lo spaccio di droga. L'hashish era nascosta nel bancone, la cocaina nel POS. Arrestato il titolare, un pakistano di 39 anni, residente in città. Sentiamo. I 30 grammi di hashish erano nascosti in 2 involucri di alluminio posizionati nel bancone, assieme a un bilancino di precisione. Le 3 dosi di cocaina, 0,8 grammi in tutto, erano occultati all'interno del POS. Sono i risultati della perquisizione effettuata dagli uomini della squadra mobile di Udine nel Zam Zam Kebab in via Battistige, attività che gli inquirenti ipotizzano fosse un paravento per lo spaccio di droga. Il titolare del locale, un pakistano di 39 anni, residente in città, è stato arrestato e il negozio posto sotto sequestro. La scoperta dell'attività illegale risale a mercoledì sera durante i controlli interforze in Borgo Stazione voluti dal nuovo questore Alfredo D'Agostino. A individuare lo stupefacente è stata una delle 2 unità cinofile della polizia locale utilizzate durante i controlli. Entrato nel pubblico esercizio, il cane ha subito puntato alcuni arredi ed è così scattata la perquisizione del locale, risultato completamente privo di alimenti e bevande. La polizia ha poi perquisito anche l'abitazione del 39enne. In un cassetto sono stati trovati quasi 11.000 euro in banconote suddivise in mazzette e altri 9 grammi di cannabinoidi. Nei guai è finito anche il coinquilino, sempre straniero, che era in possesso di 14 grammi di hashish. Stamani l'uomo è stato sentito nella casa circondariale di Udine dal pubblico ministero Giorgio Milillo alla presenza del GIP Matteo Carlisi, che ne ha disposto gli arresti domiciliari. Il pakistano potrà uscire di casa solamente per recarsi al lavoro nell'azienda friulana di cui è dipendente. Ancora cronaca, restiamo in Borgo Stazione perché uno straniero residente nell'Interland udinese è stato arrestato ieri sera proprio in Borgo Stazione dalla polizia per violazione dell'obbligo di allontanamento dall'ex compagna. L'uomo è stato trovato in compagnia della donna che non poteva avvicinare. Dopo la deposizione dell'ex compagna è stato accusato anche di violenza privata. Stamani la direttissima davanti al giudice di Tribunale di Udine, Paolo Lautieri, che ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'obbligo di dimora serale. Un violento scontro frontale tra 2 auto si è verificato oggi pomeriggio alle 14:45 lungo la statale 52 bis a Tolmezzo, all'altezza dell'incrocio con via Torre Picotti. Per causa al vaglio della polizia locale della comunità di montagna della Carnia, a scontrarsi sono state una Mercedes, a bordo della quale c'erano 2 cittadini tedeschi, marito e moglie, e una Volvo condotta da un uomo residente nel Tolmezzino. Ferita la passeggera della Mercedes, che è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale cittadino. Un tratto di statale all'altezza del carcere è rimasto chiuso per 1 ora e mezza.
Altro incidente poco dopo le 12 di oggi sulla A4 all'altezza del chilometro 482 in direzione Trieste, tra l'uscita e l'entrata del casello di San Giorgio di Nogaro, ferito un motociclista, finito malamente a terra per cause in corso d'accertamento. A prestare i primi soccorsi è stato un medico in transito in quel momento con la sua vettura sull'arteria autostradale. Vedendo l'incidente, il dottore si è fermato fiondandosi a mettere in salvo il biker sul posto. I sanitari e gli agenti della polizia stradale. Diverse le code. Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri notte alle 4:28 nella zona di Claute e comuni limitrofi. L'epicentro è stato registrato a 8 km a nord-est di Claute, una profondità di 10 km, la magnitudo è di 2,2. E ora veniamo agli incendi. Non si ferma purtroppo l'emergenza. Oggi un nuovo rogo a Basovizza, domato in un paio d'ore, e il procuratore Antonio De Nicolo ha aperto un fascicolo su ogni fronte. I vigili del fuoco parlano di indagini in corso e non escludono alcune ipotesi. Servizio. Ancora un incendio boschivo, ancora indagini per capire se c'è la mano di qualche pazzo criminale, semplice distrazione o fatalità. Questa mattina le fiamme sono divampate nella zona della foiba di Basovizza con il primo focolaio che si è acceso intorno alle 8:30. Subito sul posto i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile che, coadiuvati da un elicottero, hanno avuto la meglio in poco meno di 2 ore del grosso delle fiamme. Subito dopo è iniziata l'opera di bonifica che proseguirà nelle prossime ore. È il terzo fronte delle fiamme di questa settimana, senza considerare l'inizio di agosto, quando sono bruciati quasi 4.000 ettari nella zona del Vallone, nell'Isontino. Solo nella provincia di Trieste sabato scorso le fiamme hanno investito la zona di Duino e hanno lambito le case, senza contare i disagi per la chiusura dell'autostrada nel primo weekend a bollino nero per l'esodo. Poi, all'inizio di questa settimana, è stata la volta della zona di Caresana, nel comune di San Dorligo della Valle. L'incendio era esploso oltre confine e in poche ore ha lambito la frazione di Prebenico. Ieri ancora fuoco, ma nella zona del Rilke, in realtà non troppo lontana dall'incendio di sabato, e poi in serata un piccolissimo focolaio tra Altura e Cattinara. Oggi, sempre in provincia di Trieste, è stata la volta di Basovizza con circa 1.000 metri quadrati di bosco bruciato. I vigili del fuoco confermano che sono in corso indagini e al momento non è esclusa nessuna ipotesi, sia dolosa che naturale. L'unica certezza è che la siccità in questo quadro non sta aiutando. Il procuratore, Antonio De Nicolo, spiega invece che per ogni fronte vengono aperti dei fascicoli, seppur non nell'immediatezza. Un vasto incendio di sterpaglie alimentato dal vento ha minacciato nel primo pomeriggio una casa a Plasentis nel comune di Emereto di Tomba. I vigili del fuoco, giunti in forza con 3 autobotti da Udine e rinforzi da Pordenone, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. E sarà fatto brillare domenica la grande bomba d'aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovata nel greto del tagliamento la settimana scorsa. L'ordigno di fabbricazione americana era probabilmente destinato a colpire il ponte della Delizia, ma si è inabissato nelle acque del fiume. Il terzo reggimento Genio Guastatori si occuperà di togliere l'innesco prima di far brillare la bomba. Domenica, nel corso delle operazioni, sarà bloccato il traffico sulla statale 13 Pontebane, la circolazione ferroviaria e la zona di Codroipo limitrofa alla zona dell'esplosione sarà evacuata. Aveva creato nel suo campo rom una vera e propria montagna di merce rubata che poi veniva rivenduta. Condannato per ricettazione un 46enne rumeno di cui si erano perse le tracce. È stato trovato a Fernetti dai carabinieri ed è stato arrestato. Sentiamo. È stato fermato al valico di Fernetti, era pronto a bordo di un bus di linea diretto in Romania a lasciare l'Italia. Con sé un 46enne rumeno sul quale pendeva un mandato di cattura dal momento che doveva scontare 8 mesi di reclusione per reato di ricettazione, aveva numerosi borsoni. È stato arrestato dai carabinieri di Villa Opicina, un accumulatore seriale. Nel suo campo rom fuori dal Friuli Venezia Giulia, nei pressi della sua baracca, aveva creato una sorta di montagnola all'apparenza di soli rifiuti. In verità in mezzo agli scarti e al materiale accatastato si nascondevano smartphone, confezioni di profumo, il necessario per la cura del corpo delle migliori e rinomate marche. Il tutto frutto di furti avvenuti chissà dove, merce che era a disposizione di chiunque avesse voluto concludere un buon affare. In un lampo però quella montagnola è sparita e la stessa sorte è toccata al 46enne rom che nel frattempo, dopo la denuncia di ricettazione, è stato condannato. A rintracciarlo nei giorni scorsi sono stati i carabinieri che lo hanno condotto dritto in carcere.
E ora l'avvertenza Varsila, prosegue la lotta e a questa lotta si uniscono anche i portuali. Sentiamo. Il fronte resta compatto, anzi si allarga sempre di più contro il gruppo Varsila, che ha annunciato 450 licenziamenti, a cui se ne aggiungono altri 400 dell'indotto. Alle istituzioni che hanno eretto un muro in difesa dello stabilimento triestino si è aggiunta l'autorità portuale, che con il presidente Zeno D'Agostino ha di fatto dato il benestare dopo l'annuncio dei sindacati di attivare lo stato di agitazione in modo da bloccare possibili carichi sulle navi dei motori Varsila. Fondamentale e piacevole questo intervento dei colleghi del porto che ci aiutano nel mantenimento del presidio e della lotta per cercare di far ritirare sempre il primo obiettivo, questa procedura del tavolo. Ieri il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha spiegato all'ambasciata coreana, che aveva manifestato per conto di un'impresa la necessità di imbarcare dei motori, che lo stallo non dipende dai lavoratori ma appunto dall'impresa. Fedriga ha ribadito che questa scelta scellerata della corporation ha fatto sì che Trieste, l'Italia e le proprie istituzioni coese e unite appoggino la causa. E intanto il presidio all'esterno dell'impianto proseguirà ad oltranza. Dentro si lavora, ma l'impegno di tutti è di non far uscire nulla da San Dorrigo e al momento il fronte marcia unito. C'è anche un anziano di Pordenone tra le centinaia di persone rimaste vittime della truffa delle camere fantasma dell'hotel Goppi di Marebello, vicino a Rimini. Il caso è emerso nei giorni scorsi, l'albergatore infatti aveva messo a disposizione camere a prezzi particolarmente vantaggiosi, chiedendo una sostanziosa caparra. Peccato che arrivati all'hotel questi alloggi non esistevano. Secondo le associazioni dei consumatori la truffa avrebbe fruttato almeno 800.000 euro. Oggi la struttura è stata sgomberata dalle forze dell'ordine, il Comune ha messo a disposizione dei truffati alloggi alternativi gratuiti. Tanti clienti hanno invece accettato il ricollocamento, tra questi anche l'anziano del Friuli occidentale che ha pagato la stanza a 1.800 euro. Non rivedrò più niente, ha detto, prima di essere trasferito in un'altra struttura. Sono 60 in arrivo oggi proprio le dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie destinato al Friuli Venezia Giulia. In questa prima fase, ha ricordato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, le dosi disponibili sono state ripartite tra le regioni proporzionalmente al numero di casi segnalati fino ad oggi. Quelle con il più alto numero sono in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. La campagna vaccinale si concentra per ora solo su categorie ad alto rischio individuate dalla circolare ministeriale, ma sottolinea Riccardi, il virus potrebbe colpire anche soggetti non a rischio. I soggetti ad alto rischio e gli operatori sanitari che lavorano in laboratorio e manipolano il virus vengono identificati dalle aziende sanitarie. Le dosi rimarranno per ora centralizzate a Pordenone perché il farmaco deve essere conservato a meno 20 gradi. E ora andiamo sul lago di Cavazzo, dove i comitati nati a salvaguardia proprio del lago vogliono vederci chiaro su un progetto di realizzazione da parte della SIOT di 2 centraline di cogenerazione. Sentiamo. La SIOT andrà a costruire delle centraline di cogenerazione sul territorio friulano, non solo nel comune di Cavazzo Carnico, dove abito io, ma anche a San Dorligo della Valle, Areana del Roiale e nei comuni di Paluzza e Cercivento. Saranno costruite queste 2 centraline di cogenerazione con dei camini altissimi di 15 e 16 metri che andranno a deturpare sicuramente il paesaggio a livello paesaggistico, ma anche a livello ambientale, della salute delle persone che abitano. La Val del Lago è anche una vallata interessata da venti, quindi ci sarà una propagazione altissima sia degli inquinanti che delle polveri. La Valle del Lago ha già abbastanza sofferto. Allora ci rivolgiamo al Presidente della Giunta regionale che prenda in mano questa cosa e anche deputati, consiglieri regionali, tutti quanti prendono in mano questa cosa, ecco, e verifichino se le procedure seguite dall'assessorato siano conformi. Siamo scesi in piazza subito perché questo progetto è di un'assurdità impressionante, dato che c'è di mezzo sia il territorio che la salute delle persone. Infatti ci appelliamo ai sindaci, perché specialmente quello di Cavazzo, che è uno dei diretti interessati, per portare avanti questa causa verso il TAR e affrontare la situazione in una maniera congrua.
Presentati i dati e risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e volontarie di Golletta Verde sulle coste del Friuli Venezia Giulia, solo un punto su 10 che sono stati campionati è risultato essere fortemente inquinato. Dati positivi e nettamente in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Sentiamo. È fuori legge il 32% delle acque costiere dei laghi analizzate da Legambiente durante le campagne Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022. È stato trovato inquinato, fortemente inquinato, quasi un campione su 3, prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi italiani. Situazione decisamente migliore in Friuli Venezia Giulia, 10 punti campionati dai volontari e volontarie della Goletta Verde nella giornata del 1 agosto. In totale sono state prese in considerazione 4 foci, 5 punti a mare e un punto nella laguna di Marano. Solo una zona è stata giudicata fortemente inquinata e si tratta della foce del Rio Fugnana tra via Battisti e l'incrocio con Largo Caduti per la Libertà nel comune di Muggia. Altra nota dolente, l'informazione ai bagnanti. Solo in uno dei 10 punti monitorati è stato segnalato il cartello informativo sulla qualità delle acque, ormai da anni obbligatorio per legge. Gli altri punti monitorati da Goletta Verde risultati entro i limiti di legge sono la spiaggia di Viale Miramare nel comune di Trieste, la spiaggia di Sistiana nel comune di Duino Orisina, la spiaggia Libera in località Marina Iulia a Monfalcone, la foce del fiume Isonzo in località Punta Sdobba a Grado, la spiaggia di Viale del Sole a Grado, la foce del fiume Stella Precenicco allo scarico del depuratore di Lignano Saviadoro, il lungomare di Lignano e la foce del fiume Tagliamento sempre a Lignano. La dirigente dell'Istituto Solari di Tolmezzo resta al suo posto. Per la Mecchia era stato chiesto il trasferimento per le norme anticorruzione. L'ufficio scolastico regionale fa un passo indietro. Per la preside si erano mobilitati con una petizione colleghi, alunni e le loro famiglie. A dare notizie è stato il senatore Mario Pittoni. Sentiamo. La dirigente dell'Istituto Fermo Solari di Tolmezzo, Manuela Mecchia, resterà al suo posto. Per la preside, alla guida della scuola del capoluogo Carnico da 18 anni, era stato previsto il trasferimento ad altro istituto per effetto delle norme anticorruzione mai applicate prima alla scuola. La notizia era piombata sul Solari come un fulmine a ciel sereno verso fine maggio, nel pieno degli scrutini e della preparazione degli esami. A inizio luglio era stata avviata una petizione, firmata in pochissimi giorni da centinaia di persone tra insegnanti, alunni e loro genitori, per chiedere al direttore dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame di rinviare il trasferimento. A confermare che Manuela Mecchia resterà alla guida del Solari è il senatore della Lega Mario Pittoni, vicepresidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. Questa è una gran bella notizia per noi oltre che per la Carnia. Per questo risultato non abbiamo mai tralasciato nulla, spiega, fino a coinvolgere lo stesso Ministero. Ringraziamo la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Beltrame per aver approfondito la questione fino a decidere di rivedere la posizione iniziale. La continuità, precisa Pittoni, è un elemento strategico per garantire il completamento delle progettualità attivate. Gli stessi insegnanti, promotori della petizione contro il trasferimento della dirigente, avevano evidenziato come il Solari avesse ottenuto, grazie alla preside Mecchia, finanziamenti a sostegno di progetti presentati per 120.000 euro. 20 ragazzi del centro estivo Tomadini hanno ripopolato il piccolo paese di Prosenicco. Siamo nel comune di Taipana, in questo piccolo paese dove resistono, si può proprio dire, 12 anziani e una sola attività. L'appello degli organizzatori: dobbiamo ripopolare queste comunità. Sentiamo. Ma è stata organizzata avendo una visione di un film che volevamo realizzare. Quindi abbiamo pensato al copione, a tutto quanto, ai registi che sono i miei 4 istruttori e diciamo che come l'hanno realizzato i bambini in questa settimana è stato ben oltre alle aspettative che avevamo, quindi diciamo che il film è venuto fuori molto meglio di quello che avevamo in testa noi. Insomma, l'obiettivo è proprio quello, creare negli anni un numero di bambini, 2, 3, 4 che si saranno conosciuti in questi camp, che avranno la voglia di tornare a Prosenicco per farsi un weekend, una settimana, quello che vorranno. E soprattutto quest'anno ci ha fatto molto piacere questa iniziativa portata avanti da Luca, che ha dato una nuova vita a questo paese. A me mi sembra di essere tornato bambino, quando su questa piazza si giocava in 30-40 bambini, no? Nella scuola eravamo in tanti. Sì, quando eravamo piccoli c'era tutta questa mularia, insomma, ecco, e quindi sì, ti fa piacere vedere che comunque ci sono dei bambini o dei ragazzini che vengono su e che magari si trovano anche bene e che magari, non so, potrebbero anche tornare o anche decidere quando saranno un po' più grandi magari di venire a abitare qua. Ecco, perché no? Ecco, Luca.
Il Comune di Udine realizzerà 6 nuovi posti attrezzati per i camper di via Chiusaforte. Gli stalli potrebbero essere pronti già prima di Friuli Doc. Servizio. In via Chiusaforte a Udine presto saranno disponibili 6 nuovi posti per i camperisti. Gli stalli, dotati dei servizi essenziali, potrebbero essere inaugurati entro la metà di settembre, prima di Friuli Doc. Lo ha annunciato il vice sindaco di Udine e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. Anni fa, spiega Michelini, buona parte dell'area era stata messa a disposizione del personale dell'ospedale, dietro il versamento di un canone annuale, per il parcheggio delle automobili. Col tempo sono stati trovati nuovi posteggi altrove e così si è reso disponibile nuovo spazio per i camper. I lavori, che prevedono anche l'installazione degli attacchi dell'acqua e dell'elettricità e lo scarico delle acque reflue, costeranno 44.000 euro e sono già stati affidati alla Finecos di Cividale. Nel momento in cui l'ospedale lascerà liberi anche gli altri posti auto, conclude il vice sindaco, metteremo pesantemente mano all'area per renderla più attrattiva anche grazie a una recinzione. E per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi lasciamo al TG Sportivo e poi al termine ci sarà la puntata di Screenshot. Grazie e arrivederci a tutti.